Dramma familiare, follia, stupore. Non ci sono parole. Quando un figlio strappa la vita ai genitori resta un senso di confuso disorientamento perché un delitto lascia sempre attoniti, soprattutto quando è contro natura, quando l'omicida versa sangue del suo sangue. Qual è il profilo di chi arriva a tanto? La ricostruzione spetta agli investigatori, ma anche agli psicologi e forse ai sociologi. Ci sono già delle buone analisi sociologiche che mettono in evidenza come siamo in una cultura narcisistica, una cultura, come dire, che guarda più alla performance e quindi chiede molto a molte capacità a ragazzi, alle giovani generazioni e quindi, come dire, spinge molto sulla gratificazione e poco sulla frustrazione, la capacità di tollerare le frustrazioni. Ci sono diversi ambiti a cui allargare un'analisi della tragedia di Chiampo. Alla base del delitto una somma di denaro, 800.000 euro, a cui sembra che il giovane puntasse per comprare un'auto e una casa ad Arzignano. Al momento non aveva un'occupazione. Nel corso dell'interrogatorio avrebbe riferito che ultimamente non gli piaceva lavorare. Questo dice anche sulla capacità di progettare, di rendersi autonomi e di guardare con una prospettiva anche attiva di autonomia verso la vita adulta. E questo, come dire, è un tema che riguarda molti adolescenti, cioè la capacità di diventare grandi, diventare autonomi, progettare con vitalità la loro vita e il loro futuro. Insomma, fare un'analisi specifica spetterà agli specialisti che incontreranno Diego, il giovane accusato dell'omicidio della sua famiglia. È un bel cortocircuito questo, perché rimette in discussione i legami familiari, l'idea, come dire, della vicinanza e dei rapporti con la famiglia e quindi vanno, come dire, un po' messe in evidenza quelle che sono le caratteristiche di come vivono i ragazzi oggi all'interno della loro dinamica familiare, il rapporto con la loro progettazione e con la loro crescita.